Pronto? Salve, buongiorno. Mi chiamo Ciccino Lobalbo. Vorrei fare un corso da voi. Da dove chiami? Abito a Caronia, in provincia di E Messina. cosa tu E fai? lavoro come cameriere nei bar, nei E ristoranti. cosa volere tu da noi? Visto che vengono tanti turisti, Sì? voglio imparare l'inglese. Bravo, Cosa bravo. mi consiglia E lei? noi consigliare te di frequentare questa nostra school, perché non solo insegna l'inglese, ma anche il cinese. Bene, per questo le ho telefonato. Vorrei veramente imparare l'inglese. Bravo. E È difficile imparare l'inglese. se tu testa di bugio, molto. Se tu testa di cazzo, moltissimo. Se tu testa buona, puoi imparare tutte le lingue, capito? Tu avevi qualche problema? Siccome io ho questo handicap, Quale handicap? che io sono baciami piccina sulla bocca piccolina. Conosci E sa lei? ogni tanto cantare che io quando canto non gli chiedo. Bravo, tu molto bravo, tu un ragazzo intelligente, tu venire qui che ti fattiamo poco di soldi, tu parlare subito inglese, ok? Molti ok. La ringrazio, la prima volta che ricevo complimenti di una donna. No donna, amore, io essere mandalino, molto mandalino, mandalino al limone, pupu. Ma dimmi, come chiamare tu? Ciccino lo balbo. Bene, ora io passare a te insegnando tuo inglese. Hello. Buongiorno, Good morning. How are you? sono Ciccino lo balbo. Oh, my name is Sir Solomon Sir Challengers. Ma lei veramente vuole prendere in giro? No, certamente io capisco il vostro problema, perché anch'io, in English però. Te l'handicap pure tu. Oh, yes sir. Do you want to study English? Minchia, tu facciamo una bella coppia. Tu non ti preoccupare, ci penso io per te. Dici una cosa, quanto mi costa? Sciocchezze, il problema non è essere soldi. 15.000 euro, ci passo un scanto. Minchia, 15.000 euro, a parola mi viene.